Pesce cotto e birra crua non è un proverbio, ma il binomio che lega la tradizione del buon pesce di qualità alla birra artigianale. Fish and Beer, in Viale Venezia 8 a Sottomarina, ha rinnovato il suo negozio di specialità alimentari e ha riaperto all'insegna della qualità e del gourmet. Il pesce migliore anche cotto, le migliori prelibatezze culinarie e i migliori abbinamenti con le birre artigianali li trovi solo da Fish and Beer in Viale Venezia 8 a Sottomarina. Telefono 335 84 17 387. Dalle ore 22 di venerdì 14 maggio alle ore 6 del mattino di sabato 15, il transito lungo il ponte che attraversa il Brenta sarà completamente interdetto per il varo della campata oggi mancante e i mezzi verranno deviati verso percorsi alternativi. Lo ha comunicato ANAS attraverso una nota giunta ieri mattina in municipio a Chioggia. L'operazione poi dovrà essere ripetuta con analoghe modalità e durata per il varo della seconda campata in direzione Venezia, in una data che verrà comunicata con anticipo. Venerdì stesso, infatti, arriveranno al cantiere le travi in ferro integrato che consentiranno i lavori più rapidi e anche notturni. Di forte accelerazione ha parlato ieri il sindaco Alessandro Ferro durante la seduta del Consiglio Comunale, specificando anche che oltre all'azione dei movieri, il semaforo sarà implementato da un radar che regolerà più accuratamente la durata del verde per chi proviene da via Lungo Brenta. Lo strumento farà scattare il via libera se intercetterà la presenza di un veicolo, altrimenti manterrà più a lungo il verde in Romea. Lo stesso verde sarà prolungato il mattino in direzione Ravenna e la sera in direzione Venezia, durante i weekend, per favorire il flusso turistico. Gli esiti dei pannelli digitali a messaggi alternati che invitano i mezzi pesanti a rimanere in autostrada verranno valutati dopo 10 giorni dalla loro installazione. Intanto per 8 ore notturne il ponte sarà del tutto off limits e controllato dalla polizia locale. Fino a questa mattina però non era stata data comunicazione alle forze di soccorso, come i vigili del fuoco, il cui capo distaccamento si è recato al comando provinciale di Mestre allo scopo di pianificare le modalità di eventuali interventi in quelle ore nelle frazioni a sud del Brenta. Ci si chiede anche come faranno le ambulanze del 118, se una di esse rimarrà collocata fra Calino, Sant'Anna e Cavanella o se interverrà un elicottero. Le tardive comunicazioni inaspriscono ancora di più il sentimento della popolazione che abita in queste frazioni, già intenzionata a manifestare, ma dal commissariato è arrivato un parere negativo e così pure il sindaco si è espresso nella medesima direzione, riguardo l'ipotesi avanzata non solo dai comitati civici, ma anche dal consigliere Marco Dolfin. Ferro ha anche ribadito come dal suo punto di vista sia stato preferibile non aver bloccato il ponte per intero, bensì utilizzarlo con il senso unico alternato, regolato da un semaforo, ancorché purtroppo lento. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17 anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. Circa 200 lavoratori hanno partecipato stamane in Campomanin a Venezia alla manifestazione sindacale correlata allo sciopero di 3 ore che dalle 10 alle 13 ha paralizzato il trasporto locale di ACTV, sia in laguna che in terraferma. Dopo accordo con i gruppi consigliari, una delegazione di sindacalisti e dipendenti dell'azienda è stata ricevuta a Ca' Farsetti. Ieri abbiamo compiuto alcuni passi in avanti, ha detto Walter Novembrini di Filt CGIL, anche se il tavolo istituzionale avrebbe dovuto essere convocato 3 mesi fa, quando le avevamo chiesto noi, prima di quello tecnico. Forse ora non saremo in questa situazione. Alla manifestazione, pacifica e tranquilla dopo il monito del prefetto Zappalorto, ha conferito anche il delegato di USB Alberto Cancian, il quale ha ricordato come i trasporti non reggeranno l'urto del ritorno del turismo, date le decisioni prese con la disdetta unilaterale dell'accordo integrativo di secondo livello, sia per quanto riguarda i salari, posticipata a ottobre, che i turni, le ferie e i riposi del personale. L'estensione del servizio, proclamata da settimane, è giunta all'indomani dell'incontro che ha riunito il prefetto Vittorio Zappalorto, il sindaco Luigi Brugnaro con l'assessore al bilancio Michele Zuin, il direttore di AVM Giovanni Seno
I sindacati, la Regione, con l'assessora al lavoro Elena Dolazan e la vicepresidente Elisa De Berti, e il rappresentante del Ministero delle Infrastrutture, Mauro Bonaretti. Proprio il Ministero appare aver recepito la specialità veneziana in fatto di trasporti, che ha portato un esercizio 2020 chiuso con 80 milioni di mancati introiti e già un buco di 70 milioni nell'anno in corso. Da Roma è arrivata infatti la promessa della copertura dei mancati introiti, ma i problemi rimangono molti. La questione sarà al centro dei prossimi incontri, in cui le delegazioni trattanti entreranno anche nel merito delle ore di navigazione pagate dal Comune con la bigliettazione turistica e non finanziate dai fondi pubblici per il trasporto locale. Per i sindacati si tratta finalmente di un passo avanti nel confronto istituzionale, ma il nocciolo della questione, ovvero il ritiro della disdetta unilaterale degli accordi integrativi di secondo livello e il relativo cospicuo taglio degli stipendi dei lavoratori, rimane sul tavolo. L'incontro non è andato bene, commentano le sigle sindacali, che domani si riuniranno ancora, poiché l'azienda AVM ACTV al momento non recede dalle proprie posizioni. La nostra missione è promuovere l'innovazione integrando tecnologie virtuali e infrastrutture fisiche per realizzare smart city basati sull'efficienza energetica e la tutela delle risorse idriche. Visita il nostro sito www.ideasrl.it/. Disappunto da parte degli albergatori di Sottomarina alla notizia che le modifiche di settore al regolamento edilizio, approvato ieri dal Consiglio Comunale, sono state respinte dalla maggioranza dell'Assemblea cittadina. Giuliano Boscolo, presidente di ASA Federalberghi, parla di piccoli accorgimenti che avrebbero reso più veloce e meno burocratica l'applicazione del regolamento ad alberghi e campeggi. Gli emendamenti avanzati da Beniamino Boscolo sono stati bocciati, nonostante il parere favorevole degli uffici tecnici. Avevamo promosso le istanze della categoria a tutti i consiglieri comunali, continua Giuliano Boscolo, ma alcuni hanno fatto mancare la maggioranza, in un momento difficile per l'economia locale, con il settore ricettivo che sta pagando il conto più alto. Vengono stimati in circa 3.500 gli addetti nella stagione estiva. Un atto di irresponsabilità, conclude il presidente degli albergatori. Non siamo dentro un gioco da ragazzi. Pescheria Cam vi aspetta sempre con gli orari tradizionali dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12:30. Gli esperti operatori della Pescheria Cam sono a disposizione per offrire il meglio del prodotto adriatico e di importazione, con la consueta garanzia di convenienza e qualità. Pescheria Cam, con sede all'Isola Saloni di Chioggia, lavora su ordinazione e prenotazione al numero 041 55 33 591. Nel ritmo assurdo imposto dai recuperi ogni 3 giorni, l'Union Clodiense torna in campo oggi, mercoledì 12 maggio, allo stadio Dal Molin di Arzignano per affrontare i gialloazzurri locali, rilanciatisi nelle parti alte della classifica. Avversario più ostico forse non si poteva trovare. La formazione affidata a Giuseppe Bianchini è una delle più in forma del girone, essendo stata costruita per il ripescaggio, poi non avvenuto, nella Serie C, dove militava lo scorso campionato. Le ambizioni dei locali sono note, così come la capacità dei Granata di far fronte a partite come questa. Per il match odierno l'allenatore lagunare Antonio Andreucci recupera a pieno Michele Valentini, mentre è in dubbio Ballarin, che sarà poi squalificato in vista dell'incontro di domenica a Chioggia contro il Caldiero. Sempre fuori naturalmente gli altri centrocampisti Herman e Stalla. Rientra dalla squalifica Porcino. Tra i padroni di casa attenzione a Lisai, che segnò anche l'andata, oltre ovviamente ai ben noti Valenti, Calì, Forte, Casini, Bigolin e al croato Molnar, il quale all'andata causò l'espulsione di Gioè. Arbitra Enrico Cappai della sezione AIA di Cagliari. La partita sarà trasmessa in diretta video dalla pagina Facebook ufficiale della società Union Clodiense. Non rinunciare ai rinomati galletti di Befed.
Nel weekend chiama allo 041 5228 088 o contattaci in Facebook al 339 20 74 632 e li riceverai direttamente a casa tua dalle ore 18:30 alle 21:30 del sabato e della domenica. Consegniamo a domicilio i nostri prestigiosi galletti targati Befed. Avrà luogo venerdì 14 maggio a partire dalle ore 16 la Peri-Talent degli allievi del Centro di Formazione Professionale a indirizzo alberghiero, nella sede dell'Isola dell'Unione. L'iniziativa, che torna dopo una stagione di assenza a causa dell'emergenza sanitaria, è organizzata assieme al Consorzio di Promozione Turistica Lidi di Chioggia e all'Associazione Albergatori di Sottomarina, atta a premiare gli studenti meritevoli che si sono messi in evidenza nel corso del quarto anno di diploma professionale per diventare tecnico di cucina. L'evento, che vede la partecipazione sia di coloro che si sono diplomati lo scorso anno formativo che degli attuali frequentanti, oltre ai rappresentanti istituzionali e alle autorità del territorio che consegneranno i premi, tra i quali spiccano le divise da lavoro ai diplomati, griffate con i colori di Chioggia, e i tablet per gli attuali frequentanti necessari alla didattica a distanza. Seguirà una degustazione preparata e servita dagli allievi della scuola di formazione professionale. Il percorso dimostrativo sarà sviluppato attraverso i laboratori del centro, per concludersi nella sala maggiore, dove avverrà il momento ufficiale della consegna delle 2 borse di studio, intitolate al compianto Marco Boscolo Camiletto, lungimirante albergatore del Mediterraneo ed esponente delle associazioni di categoria, purtroppo scomparso anzitempo. Le borse sono messe a disposizione dalle associazioni commercianti e dal gruppo turismo e sono rivolte agli allievi distintisi nel corso di cucina e nel corso di sala bar. Se cerchi una cartoleria dove poter fare i tuoi biglietti da visita e menù per il tuo ristorante, c'è la Pegaso. Quando pensi a una cartoleria, pensa alla Pegaso. Ci trovi a Borgo San Giovanni 111 e su WhatsApp al 328 63 57 832. Ti consegniamo a casa gratis e anche da casa puoi pagare con carta o bancomat. Per te solo il meglio e il meglio è la Pegaso.